benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Nuovi sviluppi nell'inchiesta europea per i tesoretti, i costi gonfiati delle forniture informatiche dell'Unione per scroccare computer e telefonini. Già chiesti domiciliari per 16 tra docenti, ricercatori e insegnanti accusati di corruzione a Palermo e Napoli. A Palermo chiusa per un mese una sala bingo dopo il concerto del cantante neomelodico Anthony, che ha scambiato gesti di intesa con due boss mafiosi presenti all'esibizione, diversi brani dedicati a chi è finito in carcere. Un mese fa alla frana di Niscemi, l'ex prefetta Giannola, convocata in procura, punta il dito sulla mancata prevenzione dopo il crollo del 97. Imprenditori e agricoltori ancora senza indennizzi. Nel pomeriggio fiaccolata per interventi immediati. Nella Cese Stazzo riparte dopo i danni causati dal ciclone Harry. Il sindaco Barbagallo: abbiamo qualche cerotto, ma sarà un'estate normale. Belpasso, nuovi particolari nell'inchiesta sul parco Etnaland, chiuso per smaltimento illecito dei rifiuti. Una ditta esterna trattava solo la differenziata, il resto veniva bruciato e interrato. A Catania i cittadini del centro storico, riuniti nel comitato Resto, presentano le loro proposte per garantire sicurezza e vivibilità nelle strade teatro della movida. Dall'Ariston nuovi protagonisti delle nostre voci da Sanremo. Enzo Paolo Turchi alla TG Sicilia, Pippo Baudo, cui il festival è dedicato, sapeva sempre prima quello che il pubblico voleva. Stasera sul palco la caltagironese Levante. Calcio, il Catania da oggi nuovamente in campo per preparare la trasferta di domenica a Salerno. Il nodo per Toscano è l'attacco. Bentrovati. In apertura gli sviluppi dell'inchiesta della Procura europea di Palermo sulle tangenti sui fondi dell'Unione nelle università siciliane e campane. Manlio Viola. Cellulari, smart TV, computer portatili e buoni per tecnologia da regalare ai familiari. È quello che ottenevano professori e funzionari universitari delle aziende informatiche alle quali le università di Sicilia e Campania affidavano incarichi tecnici o di gestione dei sistemi di erogazione e correzione dei test di ammissione universitaria o della gestione delle piattaforme online per le lezioni a distanza e la gestione di stage, procedure di esami e il libretto universitario elettronico, oltre alle forniture. Sarebbero queste le utilità che 6 dirigenti di 2 aziende informatiche operanti sul territorio nazionale avrebbero elargito ad una decina di funzionari e professori universitari componenti delle commissioni di aggiudicazione di gare e servizi. In questo modo gli incarichi venivano affidati sempre alle 2 stesse società, che talvolta si avvalevano anche di aziende locali in subappalto, magari indicate proprio dai professori amici, che così ottenevano non solo i regali tecnologici ma anche assunzioni a tempo determinato. E questo è il fronte di sviluppo dell'inchiesta condotta dai PM Geri Ferrara e Amelia Luise, magistrati palermitani applicati alla Apple, la Procura europea. Gli incarichi venivano pagati con fondi comunitari e da qui la competenza della Procura europea, che però starebbe già trasmettendo alle procure ordinarie di Palermo, Catania, Messina, Napoli, Benevento e Salerno alcuni filoni di inchiesta che potrebbero avere sviluppi autonomi sull'uso di altri fondi ministeriali e dunque non di competenza Apple. A Palermo chiusa per un mese una sala bingo dopo il concerto del neomelodico Anthony. Ad assistere all'esibizione 2 boss mafiosi di spicco, con i quali il cantante ha scambiato continui gesti di intesa e diversi i brani dedicati a chi è finito in carcere. Marco Gullà. Succede senza pensare. Una sala bingo a Palermo in via Messina Marina è gremita di gente, non soltanto per tentare la fortuna, ma anche per ascoltare il cantante neomelodico Anthony e le sue dediche a chi si trova rinchiuso in carcere.
Per questa sala è arrivata la chiusura per un mese da parte del questore Vito Calvino. Tra il pubblico c'erano infatti Giuseppe Caserta e Claudio D'Amore, già in passato condannati per reati di mafia e riconducibili alle famiglie di Brancaccio e Corso dei Mille. Il neomelodico si è esibito con diverse canzoni del suo vasto repertorio, scambiando gesti di intesa con i suoi fan e con Caserta e D'Amore, seduti entrambi in prima fila per assistere allo spettacolo. La partecipazione dei due, lontana dall'essere considerata un mero ascolto passivo del concerto, non può non essere ritenuta una lesione della sicurezza pubblica in quanto avvenuto in presenza del pubblico, spiegano dalla questura. Dopo quanto pubblicato su TikTok, gli investigatori della polizia hanno avviato degli accertamenti per ricostruire l'organizzazione dell'evento, un evento che certamente non poteva tenersi in quella sala. Oltre alla sospensione delle autorizzazioni per la sala bingo, al cantante è stato notificato un foglio di via, dovrà lasciare Palermo e non potrà farvi ritorno per i prossimi 2 anni. Non ne sentiremo la mancanza. La procura di Gela continua a indagare sulle cause della frana di Niscemi, avvenuta giusto un mese fa. Ascoltata l'ex prefetta Giannola. Intanto, tra promesse e visite istituzionali, la popolazione chiede risposte concrete e scende in piazza con una fiaccolata per non dimenticare. Gerry Italia. La procura di Gela stringe il cerchio sull'inchiesta aperta dopo la frana di Niscemi. Il capo dei magistrati Salvatore Vella ha accolto a sommare informazioni l'ex prefetta di Caltanissetta Isabella Giannola, nominata commissaria straordinaria per la ricostruzione dopo il disastro del 1997. L'esame testimoniale si è svolto nei locali della squadra mobile di Palermo alla presenza dei 2 sostituti procuratori titolari del fascicolo di un consulente della procura. L'indagine al momento resta ancora a carico di ignoti. Poche settimane fa, in un'intervista ad Avvenire, l'ex prefetta aveva puntato il dito contro le mancate opere di prevenzione, interventi mai realizzati, fondi stornati e un rischio idrogeologico rimasto irrisolto. Oggi quelle parole tornano fortemente d'attualità, mentre la magistratura prova a far luce su eventuali responsabilità. Nel frattempo, a Niscemi la politica si è fatta vedere tutta, da destra a sinistra, sul ciglio della zona rossa o tra la gente, per portare solidarietà e promettere interventi. Ma dal palazzetto dello sport, diventato da oltre un mese il cuore della comunità, tra le famiglie sfollate, gli imprenditori e gli agricoltori che hanno perso tutto, resta una sola richiesta: trasformare le visite in aiuti concreti. Le parole non bastano più. Adesso chiediamo di essere presenti nei loro pensieri quando muoveranno le carte che devono muovere per poter far sì che ognuno possa avere un po' di tranquillità e una svolta alla vita che in questo momento si è fermata. Voglio vedere se c'è questa concretezza di questi aiuti, di questa ricostruzione e di questa tutela per noi cittadini innanzitutto. Eppure, tra macerie e incertezze, resiste anche la speranza. A ricordarlo è nonna Rosa, quasi 90 anni, che ha vissuto 2 frane e 2 volte ha perso tutto, senza mai perdere il coraggio. Noi siamo ottimiste, forti e coraggiose. Io sono una persona piena di fede. Io penso che tutto si metta a posto e possiamo essere consolate. Beh, se lo auguriamo, nonna Rosa. Intanto Marsala è senza acqua per almeno 48 ore a causa di un guasto alla condotta idrica. In attesa della riparazione, la maggior parte dei cittadini dovrà fare ricorso alle autobotti dei privati che già dallo scorso anno hanno notevolmente aumentato, anche del doppio, le loro tariffe. Ci spostiamo nella Cese. Stazzo riparte dopo i danni causati dal ciclone Harry. Esecutivi i lavori per il ripristino dei porti e il sindaco Barbagallo dice ai nostri microfoni: abbiamo qualche cerotto ma sarà un'estate normale. Tonino De Mana. Siamo ormai addirittura d'arrivo, riapriremo i nostri lungomare, chiaramente con qualche cerotto. Sarà un'estate quasi normale. Il sindaco di Acireale Barbagallo lo dice senza esitazioni, in una Stazzo baciata dal sole, con i raggi che riscaldano il cuore e l'anima, tenendo lontano i cattivi pensieri del ciclone Harry. Chiaramente ci sarà ancora molto da fare, ma dal borgo marinaro Acese arrivano segnali forti e chiari. L'esempio è la strada e la massicciata sul lungomare rimessi in sesto in meno di un mese. In questo mese abbiamo fatto il possibile
tutto quello che la legge prevede rispetto alle messe in sicurezza, quindi siamo ormai addirittura d'arrivo e noi abbiamo sotto le strade la Pietralavica, quindi siamo tra virgolette fortunati perché c'è una certa sicurezza, mentre dove le strade sono state realizzate nella sabbia i problemi sono, diciamo, di natura differente. Il comune di Acireale ha fatto la sua parte, ma per l'ultimo step servirà l'intervento di Stato e Regione. Manca l'ultima quota parte per cercare di tornare realmente alla normalità e ci attendiamo quindi una risposta immediata da parte della Regione Siciliana e dello Stato. Intanto dal Genio Civile arrivano altri segnali confortanti con lo stanziamento di fondi per il ripristino e la funzionalità dei porti. La fetta più importante è destinata proprio a Stazzo, 500.000 euro, poi Pozzillo 450.000 e Santa Tecla 400.000. I lavori, fa sapere Barbagallo, sono subito esecutivi. Del resto, per chi vive di mare e per il mare non c'è tempo da perdere. A Messina si fa rovente la temperatura della campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione. È polemica per le assunzioni firmate tra ieri e oggi nelle partecipate e per i contributi già stanziati per le manifestazioni estive e autunnali. Tutto poche ore prima che le dimissioni del sindaco Basile diventino definitive. Francesco Triolo. Ci stiamo domandando semplicemente se è opportuno che un CDA dimissionario, una giunta dimissionaria a pochi mesi delle elezioni faccia stabilizzazioni, assunzioni e ultimi affidamenti di fine mandato, incidendo sostanzialmente in maniera profonda anche sul percorso elettorale. Questo è totalmente inopportuno, da contestare. Clima da campagna elettorale a Messina, gli animi sono pronti ad accendersi. Alessandro Russo, candidato in pectore del centro-sinistra sindaco, infiamma il dibattito dopo le stabilizzazioni che due partecipate, Messina Social City e ATM, tra ieri e oggi hanno fatto. 28 contratti a tempo indeterminato firmati, gli ultimi quelli degli autisti di ATM, oltre al consolidamento orario per 165 dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2019. Domani toccherà i primi 100 della graduatoria definitiva del concorso per agenti di polizia municipale, convocati a Palazzo Zanca per comunicazioni in vista dei contratti che saranno firmati a marzo. C'è segno di responsabilità, uno perché il 27, quindi venerdì, scadono i 20 giorni, finisce il mandato e quindi concludere tutto quello che c'è aperto è un segno di responsabilità. Secondariamente non è una giustificazione, le cose si fanno nei tempi e nei modi in cui le procedure lo consentono. Faccio un esempio fra tutti, il concorso dei vigili urbani l'abbiamo attivato noi. Sicuramente non potremo assumerli in questi giorni, si assumeranno fra un mese, ma non è importante l'atto quanto il completamento di un percorso che finalmente sta andando avanti. Ma non ci sono solo assunzioni, la Giunta ha deliberato anche la stagione degli spettacoli estivi, Antonello Venditti, Levante, Fiorella Mannoia, Marco Masini, tanto per fare qualche nome, all'Arena Capopeloro e poi l'organizzazione dello Street Food Fest di ottobre, tutti atti arrivati poche ore prima di lasciare Palazzo Zanca e concentrarsi sulla campagna elettorale. A Belpasso adesso per il sequestro del parco Etnaland confiscato per smaltimento illecito dei rifiuti. Il comune non si occupava della raccolta differenziata, affidata a una ditta esterna che trattava appunto la differenziata. Il resto veniva bruciato e interrato. Inchiesta di Lorena Dolci. Ma in questo momento non c'è nessuno con cui parlare? In questo momento non la posso far parlare con nessuno. Sì. Non parla nessuno a Etnaland. Qui è tutto chiuso e non solo perché siamo fuori stagione. I sigilli parlano chiaro. Il parco divertimenti più grande del meridione, 500.000 visitatori l'anno, è sotto sequestro per una serie di reati ambientali, fra cui lo smaltimento illecito di rifiuti. Muti dipendenti non rilascia interviste neanche il sindaco di Belpasso. Carlo Caputo fa sapere solo che il comune non si occupava della raccolta rifiuti. Etnaland presentava ogni anno un contratto con ditte esterne per ottenere lo sgravio sulla Tari, pagando la metà della tassa rifiuti. Fra queste c'era anche la Green Team di Federico Magnano Sallio. Quelli che prendevamo noi erano ovviamente differenziati, sono stati regolarmente conferiti negli impianti e accettati come rifiuti conformi. L'inchiesta ha accertato invece che i rifiuti indifferenziati c'erano e di notte, quando il parco chiudeva, venivano bruciati e sepolti in un terreno confinante, creando nel corso degli anni un dislivello di 9 metri di spazzatura, quello avvistato dalla Guardia Costiera con un sorvolo già nel 2022. Non solo, per i magistrati le acque delle piscine trattate con cloro e altre sostanze chimiche finivano in un laghetto artificiale, con il rischio di contaminare anche gli uliveti circostanti. Sono in corso, come vedete, dei lavori di potatura
potatura degli alberi, ma prima della riapertura, quando ci sarà, i lavori da fare saranno molto più impegnativi. E la domanda che tutti si fanno: riaprirà il parco? Il titolare, l'imprenditore Francesco Russello, che è indagato, è stato nominato custode dei beni sequestrati. Sarà lui a eseguire gli obblighi imposti dai magistrati, in primis procedere alla bonifica e completare l'impianto di depurazione. Arriverà in tempo per la stagione estiva? Il suo avvocato Peluso fa sapere che sono in attesa della relazione di un consulente per procedere ai lavori. Se a Palermo i commercianti si sono organizzati per tenere la malavoglia fuori dai locali, a Catania i cittadini del centro storico, riuniti in un comitato che si chiama appunto Resto, presentano delle proposte per rendere nuovamente vivibile il centro cittadino. Simona Mazzone. A Catania e Palermo la vita nel centro storico è diventata insostenibile tra assembramenti incontenibili, risse, mala movida e eventi senza controllo. Troppi maranza, tanto che a Palermo alcuni commercianti si sono organizzati per vietare l'accesso nelle loro attività, ma soprattutto troppe irregolarità. A Catania un gruppo di cittadini, comitati e proprietari di B&B si sono riuniti in un organismo chiamato Resto, quindi contro l'idea di fuggire, acronimo di residenti del centro storico, e che hanno fatto il punto sulle criticità maggiori. Riguardano essenzialmente gli assembramenti, la eccessiva occupazione di suolo pubblico con le concessioni che sono state rilasciate. La loro bandiera si fonda sul diritto alla quiete pubblica e al riposo notturno, dai problemi alle proposte per tutelare il centro storico e renderlo vivibile anche attraverso il redigendo piano urbanistico generale sulla base di leggi e direttive europee. Istituzione delle zone tutelate. Questo comporterà l'attivazione di piani commerciali per quanto riguarda le aperture della SCIA, e l'altra nostra proposta riguarda l'esecuzione rigorosa della legge acustica nazionale e del regolamento acustico comunale. Infine, l'introduzione dei piani di massima occupazione del suolo pubblico. Resto fa parte di una rete nazionale che con il movimento Vivibilità Italia vuole portare la questione sicurezza sul tavolo del governo. Incontri si sono già tenuti a Napoli, Roma, Firenze, prossima tappa Venezia a novembre e poi Catania a inizio 2027. Ci auguriamo che le proposte di Resto siano accolte perché sono molto sensate, sia a Roma sia a Catania. Incidenti stradali nel Palermitano, a Terrafini 2 minorenni sono ricoverati in gravi condizioni dopo un incidente che si è verificato sulla statale 113. La moto su cui viaggiavano si è scontrata con un quadriciclo con a bordo 2 ragazze giovanissime di 16 anni. A Palermo un 17enne su una motocicletta si è scontrato con un'auto guidata da un altro giovane. Il 118 l'ha trasportato all'ospedale Villa Sofia, anche per lui la prognosi è riservata. È morto a Palermo il giornalista Giancarlo Felice, già coordinatore dell'ufficio stampa di Palazzo d'Orléans. Scompare, ha detto il governatore Schifani, un professionista stimato e un punto di riferimento storico per l'amministrazione regionale. A Caltanissetta Arte e Memoria si incontrano a Palazzo Moncada, dove è stata allestita la mostra collettiva Ombre di guerra. 16 artisti interpretano con tecniche diverse il tema del conflitto e delle sue conseguenze. Rita Cinardi. Si intitola Ombre di guerra la collettiva d'arte allestita nelle sale storiche di Palazzo Moncada a Caltanissetta, una mostra intensa che mette insieme 16 artisti e linguaggi differenti per raccontare un unico grande tema, la guerra, un percorso visivo che attraversa dolore, memoria e coscienza, volti segnati, macerie, simboli, mani che stringono, sguardi che interrogano chi osserva. Ogni opera è una riflessione personale, ma insieme costruiscono un racconto corale che invita a fermarsi e pensare. La mostra è curata da Gabriella Di Natale, pittrice e scultrice, che sottolinea come il linguaggio dell'arte riesca a trasformare l'orrore in consapevolezza. La curatrice richiama anche le parole del premio Nobel per la letteratura John Steinbeck, che visse la guerra da vicino. Un messaggio forte che in una città come Caltanissetta, segnata dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale, assume un significato ancora più profondo. E adesso Sanremo 2026, secondo giorno. Ci colleghiamo in diretta in zona Ariston con la nostra Emanuela Corsi. A te Emanuela.
Ciao Michele, ecco ci vedi, siamo veramente a pochi passi dal Teatro Ariston dove questa sera appunto si svolgerà la seconda serata del festival. Intanto parto con alcuni dati perché la serata di esordio ha registrato un dato di ascolto in calo, si ferma a 9.600.000 telespettatori con uno share del 58%, una prima serata che ha regalato tantissime emozioni, che è iniziata con la voce di Pippo Baudo. Tutta questa edizione è proprio dedicata al conduttore siciliano scomparso, l'aveva già annunciato Carlo Conti e ieri appunto abbiamo sentito la voce di Pippo Baudo che dava il via alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, un momento molto emozionante anche per la co-conduttrice Laura Pausini che è stata proprio scoperta da Pippo Baudo e al quale è legatissima, proprio a lui aveva chiesto consiglio per vestire i panni di conduttrice della Kermesse e lui le aveva detto vai Laura buttati, e così è stato. Ma non sono mancati altri tributi, intanto ricordiamo ad alcuni maestri, al maestro Vessicchio appunto che è scomparso durante lo scorso anno, e poi naturalmente una celebrazione per gli 80 anni della nostra Repubblica, della nascita della nostra Repubblica. Ma adesso parliamo un po' della gara che è iniziata con l'esibizione a tutto ritmo di Dito nella piaga. 30 gli artisti che si sono esibiti ieri sera, tutti e 30 i big, infatti è stata una serata fiume che è terminata verso le 2 di notte. È uscita anche la prima classifica. Una classifica casuale, non c'è un ordine naturalmente di posto. I 5 nomi che sono stati scelti dalla giuria della Sala Stampa TV e Web sono appunto Dito nella piaga, poi Arisa, ancora Serena Brancale, Fulminacci e poi il duo Marco Masini e Fedez. Questi i 5 nomi scelti dalla giuria appunto della Sala Stampa che si è espressa ieri sera. Ma intanto dicevamo un'edizione dedicata a Pippo Baudo. Noi questa mattina abbiamo incontrato il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi che con Baudo ha condiviso tanti momenti della sua carriera e lo sentiamo il suo ricordo. Lui era una persona eccezionale, un competente e aveva quella marcia in più che capiva prima quello che voleva il pubblico e faceva sempre, infatti, tutti i successi. Pippo, c'è da veramente, dovrebbero far studiare un po' i ragazzi su quello che è la vita artistica di Pippo Baudo. Ha cambiato un po' il modo di fare televisione? Sì, assolutamente, ha cambiato il bello della diretta, famoso, che era invece proibito prima, ma poi aveva una marcia in più anche quando vedeva una ragazza, una cantante, la portava con la stessa Pausini, Giorgia. Lui era così, era un grande e resterà sempre grande. Tu sei legato a noi perché hai un passato anche a Telecolor. Sì, ho un passato a Telecolor. E anche Carmen credo che abbia fatto qualcosa a Telecolor agli inizi. Quindi, ma poi io sono sempre legato alla televisione, al mondo dello spettacolo, ho dedicato la mia vita, quindi amo tutti i livelli, anche ballettistici, quelli che possono essere il canto, che non è il mio settore, però io adoro tutto quello che è artistico. Alle nostre spalle il Teatro Ariston, dicevamo, dove questa sera c'è attesa per la seconda serata. Intanto, come potete vedere anche dalle nostre immagini, le strade di Sanremo, il centro di Sanremo è gremito di gente, c'è un via vai di persone, c'è molto fermento, la kermesse è entrata nel vivo a partire già da ieri. Intanto ricordiamo cosa succederà questa sera. Intanto ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini ci saranno l'attrice Pilar Fogliati, il comico Lillo
e poi Achille Lauro. Ogni sera ricordiamo che vengono scelti dei co-conduttori, ieri invece era la volta di Jean Yaman. E poi invece per quanto riguarda gli ospiti al Suzuki Stage invece si esibirà Brescia e poi ancora ricordiamo la presenza di Max Pezzali, che continuerà a farci ballare e ad intrattenerci su una nave che è ormeggiata nel porto di Sanremo, appunto, dove è stato allestito un cosiddetto party boat. Abbiamo dato la prima classifica di ieri sera, abbiamo detto sono 30 i big che si sono esibiti, questa sera invece si esibiranno soltanto 15 big e poi le 4 nuove proposte. Tra i 15 big ci sarà nuovamente la siciliana Levante. Tra l'altro ieri, dopo la sua esibizione, Carlo Conti ha voluto mandare un saluto alla Sicilia, ai siciliani colpiti gravemente dal passaggio del ciclone Harry e soprattutto gli abitanti di Niscemi. Siamo andati in giro questa mattina perché non ci fermiamo mai, siamo andati anche a sentire i commenti a caldo delle persone che abbiamo incontrato per sapere quali sono stati i loro gusti, i loro cantanti preferiti. Li sentiamo e vi restituiamo la linea. Avete visto il festival? No, veramente no. Non le interessa? Ero stanca. A che ora è andata a dormire, signora? Alle 10. Fino a che ora siete rimaste sveglie? La mezzanotte e mezza, la mezza più o meno. Quindi giusto gli ultimi cantanti? Sì. Mi dispiace, spero di ascoltare. Non ho visto Renga, volevo sentirlo, ma era il penultimo. E tra quelli che avete sentito, quasi tutti, chi vi è piaciuto? Arisa. Ne ho visto solo un pezzo, però vabbè, io i giovani ormai li ho persi, non li conosco più. Però come canzoni non c'è molta qualità. Per me Sanremo è una specie di ritiro spirituale. Io da quando ero bambina tutta la settimana non si esce, se non sono qua e sono a casa non si esce, si guarda il festival, possibilmente da sola perché gli altri fanno casino. Malata di festival. Okay, allora... Bella questa del ritiro spirituale. Pausa, tra poco per il calcio, il Catania che prepara la trasferta di domenica a Salerno. State con noi. Calcio, il Catania da oggi nuovamente in campo per preparare la trasferta di domenica a Salerno. Francesco Triolo. I 2 giorni di pausa sono stati solo sulla carta per molti. Da oggi il Catania è tornato ad allenarsi al completo in vista del doppio impegno in trasferta che il calendario mette davanti. 2 scontri diretti, 2 incroci che definiranno il prossimo futuro del campionato rosso-azzurro. Si parte da Salerno, piazza in subbuglio nelle ultime ore, che ha vissuto anche il ribaltone in panchina con l'arrivo di Serse Cosmi al posto di Peppe Raffaele. La Salernitana dovrebbe anche cambiare volto, almeno tatticamente, con un 3-5-2 che è nelle corde del nuovo tecnico, con il rilancio di Golemic e l'avanzamento di Capomaggio. Situazioni che Mimmo Toscano e il suo staff analizzeranno e approfondiranno con la squadra da oggi e per tutta la settimana. L'allenatore etneo ha anche i suoi pensieri, c'è attesa per esempio per l'esito dei controlli a cui è stato sottoposto Forte. Proprio Forte e Caturano in particolare sono gli attenzionati speciali, anche se le alternative per l'allenatore del Catania non mancano. Rolfini può giocare come punta avanzata, così come è accaduto con Giuliano, ed è pronto a farlo. Al suo fianco c'è la possibilità che venga confermata anche Lunetta come domenica scorsa, oppure impiegare Bruzzaniti dall'inizio. Il Catania poi scenderà in campo conoscendo già il risultato di Potenza Benevento e quindi anche l'atteggiamento potrebbe essere condizionato da quanto accadrà su quel campo. La trasferta della Reghi è vietata ai tifosi del Catania. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in chiaro, in esclusiva da Telecolor, con la versione extra large da 4 ore di diretta stadio. Ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.